Pregare per contrastare odio e violenza è l'invito di Papa Francesco all'Angelus dopo il duplice attentato contro le moschee di Christchurch in Nuova Zelanda. Domande spontanee e vivaci dei bambini di Borzonasca e Mezzanego al Vescovo. Nell'ultimo giorno della visita pastorale Monsignor Tanasini ha celebrato la Santa Messa per tutte le parrocchie dell'ambito. Istituto Gianelli a Chiava, richiesta la collaborazione del Comune per l'accoglienza degli alunni nelle altre scuole del territorio. Dai genitori la proposta di una soluzione per scongiurare la chiusura. Lavoro in corso a San Michele di Pagana per ripristinare la spiaggia e il molo prima di Pasqua. Ottimismo fra i commercianti che hanno riaperto dopo la mareggiata. Partiti i lavori per la realizzazione di un parco giochi e del campetto della parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo, uno spazio atteso da anni dagli abitanti della frazione. Pallanuoto a vincente derby in A2 maschile tra Camogli e Lavagna a 90. Alla Giuva vincono i padroni di casa 10-9. In classifica i ragazzi di Temellini sono primi a 33 punti. Buonasera, buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Papa Francesco ha commentato all'Angelus il brano evangelico della Trasfigurazione e si è soffermato, dopo la preghiera mariana, sul recente duplice attentato contro le moschee in Nuova Zelanda. Il Papa ha pregato per i fratelli musulmani, invitando tutti i fedeli in piazza a pregare per contrastare l'odio e la violenza. Il servizio dal Vaticano. Prego per i morti e i feriti e i loro familiari. Da Piazza San Pietro si è elevata la preghiera per le vittime del duplice attentato contro 2 moschee a Christchurch in Nuova Zelanda. Papa Francesco ha rivolto così il pensiero ai fratelli musulmani. Sono vicino ai nostri fratelli musulmani e a tutta quella comunità e rinnovo l'invito a unirsi con la preghiera e i gesti di pace per contrastare l'odio e la violenza. Prima di recitare la preghiera mariana, il Papa ha commentato il brano evangelico della seconda domenica di Quaresima, spiegando che la trasfigurazione è un anticipo della Pasqua e promessa di salvezza. La trasfigurazione, ha detto il Papa Francesco, mostra la prospettiva della sofferenza cristiana, un passaggio necessario ma transitorio, perché più grande è la meta a cui siamo chiamati, luminoso è il punto di arrivo, come luminoso è il volto di Cristo, trasfigurato, che ha in sé salvezza, beatitudine, luce, amore senza limiti. Mostrando la sua gloria, Gesù ci assicura che la croce, le prove, le difficoltà nelle quali ci dibattiamo hanno la loro soluzione e il loro superamento nella Pasqua. Di qui l'invito a salire sul monte con Gesù con la preghiera. La preghiera silenziosa, la preghiera del cuore, la preghiera sempre cercando il Signore. Rimaniamo qualche momento in raccoglimento, ogni giorno un pochettino. Fissiamo lo sguardo interiore sul volto di Gesù e lasciamo che la sua luce ci pervada e ci irradi nella nostra vita. E si è conclusa la visita pastorale del Vescovo Monsignor Tanasini nell'ambito pastorale di Borzonasca e Mezzanego. Nell'ultimo giorno Monsignor Tanasini ha incontrato oltre 50 bambini e ragazzi che frequentano il catechismo nei locali dell'ex asilo e ha anche celebrato la Santa Messa per tutte le parrocchie della chiesa di Borzonasca. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Con l'invito a far risplendere la luce che ciascuno ha dentro, Monsignor Alberto Tanasini ha salutato le parrocchie dell'ambito pastorale di Borzonasca e di Mezzanego a conclusione della visita pastorale, un invito mutuato dalla liturgia e dal Vangelo della Trasfigurazione, commentato da Monsignor Tanasini nella Santa Messa a conclusione della visita. È stata un po' particolare questa visita del Vescovo, in quanto non è stata la solita visita a cui siamo abituati. Direi che è stata sicuramente una cosa bella perché la sua presenza è sempre una presenza di valore nelle nostre comunità. È una presenza che afferma la presenza del pastore in mezzo a noi, quindi direi che è andato bene e la gente ha accolto volentieri, ecco, il nostro Vescovo. Nell'organizzare noi da soli come preti abbiamo pensato che il Vescovo potesse incontrare tutti i vari gruppi
della nostra comunità parrocchiale. Allora abbiamo deciso anche di inserirci anche l'incontro con i ragazzi del catechismo, perché il primo catechista è ovviamente il vescovo, noi siamo i suoi luogotenenti. Nella riflessione il pastore della diocesi si è rivolto soprattutto ai tanti bambini e ragazzi presenti che poco prima aveva incontrato nei locali dell'ex asilo, una struttura che è stata riaperta da poco tempo e che ora ospita, oltre al catechismo per tutte le parrocchie, anche laboratori, feste e l'attività dell'oratorio il sabato pomeriggio. Abbiamo cercato insieme a altre mamme volontarie di riportare un po' alla vita, diciamo, questa struttura e utilizzandola per far crescere, perché i nostri bambini, i bambini di questa piccola comunità che può essere appunto Borzonasca, abbiano uno spazio dove crescere in modo sano. I bambini, una cinquantina circa, provenienti da tutte le parrocchie di Borzonasca e di Mezzanego, hanno posto al vescovo le loro domande in tutta semplicità. Erano contenti, ma nel frattempo sembravano un po' timoriti perché non capivano bene chi è che veniva a trovarli, gli sembrava come se venisse Gesù e gliel'abbiamo spiegato, erano poi contenti, erano molto contenti soprattutto di preparare i canti, erano contentissimi e felici di venire oggi. La più strana, ma forse la più ovvia, però che cosa fai? Ecco. Che cosa fa il vescovo? È stato bello, nel senso che il vescovo ha ribadito l'importanza di essere un successore degli apostoli, quindi portare la luce sul nostro percorso di fede, che penso che sia una cosa molto importante, soprattutto in questo periodo in cui viviamo. Monsignor Tanasini incontra il mondo del lavoro. In occasione della festa di San Giuseppe Lavoratore, domani il Vescovo celebrerà la Santa Messa aperta a tutti i lavoratori. La celebrazione avrà inizio alle 18:30 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. La liturgia sarà animata dal coro dei lavoratori della diocesi di Chiavari. Sono tutti invitati a partecipare. Approvato in giunta e già pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cicagna il nuovo bando per la gestione stagionale della piscina comunale. L'impianto resterà aperto dal 1° di maggio al 30 di settembre. Per partecipare alla gara le richieste dovranno pervenire all'ufficio protocollo entro le 12 del 30 di marzo. I soggetti ritenuti idonei a partecipare e che saranno ammessi a concorrere dovranno presentare l'offerta tecnico-economica entro il prossimo 12 di aprile. Incontro oggi in comune a Chiavari tra l'amministrazione comunale e i delegati della cooperativa Maria delle Grazie, la cooperativa che gestisce l'Istituto Gianelli da circa 3 anni, i rappresentanti della proprietà, dei genitori, alcuni referenti dell'associazione Genitori Gianelli. Il tema è stato quello della chiusura della scuola elementare e media dell'istituto. Sono state illustrate al sindaco le motivazioni che hanno portato alla difficile decisione. La cooperativa ha chiesto all'amministrazione di farsi parte attiva verso le altre scuole del territorio per accogliere gli alunni che non potranno più frequentare l'istituto. Inoltre ha chiesto l'inserimento del liceo sportivo all'interno dell'offerta formativa di altri istituti del territorio. Il tutto in stretta collaborazione con le società sportive del Tigullio. Da parte loro i rappresentanti dei genitori hanno chiesto alla cooperativa un confronto anche sui numeri al fine di poter presentare tra circa un mese un nuovo progetto di rilancio e gestione della struttura, per poi confrontarsi sul da farsi con la madre generale dell'ordine. Se l'istituto Gianelli chiude, la nostra città perde un servizio educativo ultracentenario, un'istituzione che ha formato migliaia di chiavaresi e non solo. Questo è il commento dell'assessore alla scuola del comune di Chiavari, Fiammetta Maggio. L'amministrazione comunale non può non essere partecipe di quanto sta accadendo. Sul piano economico ovviamente non possiamo fare nulla dato che l'istituto è parificato e non è statale, ma metteremo a disposizione le nostre competenze. È iniziato un dialogo positivo ed apprezziamo il tentativo di progetto che i genitori hanno intenzione di elaborare. Il discorso prosecuzione sembra avere ancora una chance e noi ci siamo. Così conclude. Da Chiavari ci spostiamo a Rapallo, precisamente a San Michele di Pagana. L'ultimo fine settimana, prima dell'inizio della primavera, ha portato molti turisti in piazzetta, ancora ferita a 4 mesi e mezzo dalla mareggiata. I lavori procedono spediti, i commercianti sperano che a Pasqua la spiaggia e il molo saranno come prima. Noi siamo andati a vedere, vediamo. Una cosa proprio da piangere, perché l'acqua del mare si era gonfiata talmente tanto che qui c'era l'acqua e le onde passavano oltre.
La ricordano così gli abitanti di San Michele di Pagana la notte della mareggiata. Oggi, a quasi 5 mesi da quella notte, stanno procedendo spediti i lavori per rimettere in sesto almeno le spiagge e il molo per l'attracco delle imbarcazioni dei diving. I commercianti, per parte loro, hanno riaperto dopo settimane di lavori. La data per tutti, sia per i privati che per il comune di Rapallo, è la Pasqua. Come vede, abbiamo aperto la gelateria l'8 di marzo. I locali qua a fianco avevano aperto a dicembre con estremo sforzo, però ci sono riusciti. Piano piano tutti i ristoranti, le attività anche a Trelo riapriranno entro quel termine. Abbiamo la fortuna di avere una squadra molto attiva, molto efficiente, c'è tanto da fare perché i danni sono stati ingenti, però hanno detto che entro fine mese dovrebbero terminare tutto, quindi noi ci crediamo. Noi siamo molto ottimisti e speriamo che per Pasqua perlomeno la spiaggia sia pulita, che siano levati comunque tutti i pericoli che ci sono per i bambini e perciò siamo ottimisti. All'inizio è stato molto deprimente, sì. Come avete lavorato in questi mesi? Bene. Ci siamo tirati sulle maniche proprio e abbiamo ricominciato tutto da capo perché io personalmente ho perso tanto. Chiaramente ora si aspetta il completo ripristino del fronte mare. Rifanno il pontile, questo pontile lo rifanno perché in effetti d'estate lì ci passano i sommozzatori, i bagnanti, i barcaioli, questo qui è proprio il punto numero 1 di San Michele. Adesso l'ultimo step per quanto riguarda le spiagge, vanno fatti dei ripascimenti non strutturali, però che riportino la linea di battigia originaria perché quella serve per garantire un minimo di protezione alla baia. A San Michele succede questo fatto qui, che d'estate c'è un'infinità di gente e d'inverno spariscono tutte. E l'inverno è lungo. Un po' di turisti si stanno vedendo? Si vede un po' di gente nel fine settimana. In settimana la gente lavora e quindi se ne vede un po' meno. E avendo la spiaggia poco agibile, anche magari le nonne con i bambini vengono un po' meno rispetto a prima. Abbiamo fiducia che per aprile la situazione si raddrizzi. E al turismo sarà proprio dedicata la puntata di Direttamente Su di questa sera. Faremo il punto della situazione del Tigullio in vista della nuova stagione, ma anche dei progetti di promozione e di valorizzazione del settore. Ospite in studio l'assessore regionale Gianni Berrino, il direttore di Mediaterraneo Servizio Marcello Massucco e Andrea Fustinoni, membro del gruppo territoriale di Confindustria Genova con delega al turismo. Collegato da Genova ci sarà Paolo Done, presidente di Ascom e dell'aeroporto. L'inizio alle 21:10, per il pubblico da casa ci sarà la possibilità di inviare SMS o di lanciare una domanda telefonando al numero 0185 32 42 42. Da anni la frazione di Santa Maria del Campo a Rapallo attende un'area dove consentire ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie il gioco e la socializzazione. Oggi un primo passo verso la realizzazione di questo spazio è stato compiuto. Sono partiti infatti i lavori del primo lotto che vedrà la costruzione da parte del comune di un parco giochi a cui seguirà quello di un campetto a cura della parrocchia. Presenti all'avvio dell'intervento tanti parrocchiani, i rappresentanti dell'amministrazione e il parroco che ha benedetto i lavori. Questo devo dire è proprio un giorno di grande gioia perché è un sogno che si realizza veramente. Santa Maria è una bella realtà di tanti bambini, di tante persone anziane e anche ci mancava proprio, devo dire, uno spazio per trovarci, per giocare assieme, per stare insieme, chiacchierare. Insomma è veramente, devo dire, un sogno che si realizza. Che cosa verrà realizzato in questo spazio verde? Allora, sostanzialmente il progetto è organizzato in due zone. La prima, che è nella parte bassa, è costituita da un'area giochi, quindi divisa per fasce di età, per i bambini più piccoli, più grandi, una zona altalene, e invece nella parte alta, e questa parte verrà realizzata dal comune, mentre nella parte alta ci sarà un campo polivalente a 5 con i relativi spogliatoi che invece sarà parte realizzata dalla parrocchia. La tempistica di questo intervento? Partiamo oggi, credo realisticamente che per l'autunno potremmo inaugurare l'area giochi di proprietà comunale,
tempi un pochino più lunghi per ciò che concerne il campetto a 7 di proprietà della parrocchia, che sta raccogliendo significativi contributi coinvolgendo in primis il Comitato Festeggiamenti Santa Maria e poi tutte le altre aggregazioni e associazioni della nostra frazione che collaborano fattivamente in questo importante progetto. Il comitato si darà da fare per raccogliere fondi? Il comitato già negli anni scorsi ha deciso di collaborare, tutti gli introiti dell'anno scorso della festa dell'Assunta sono stati devoluti, ricavati completamente per questa opera, e allo studio anche parecchie iniziative per continuare a finanziare l'esecuzione dell'opera. C'è bisogno di uno spazio di questo tipo? C'era bisogno? C'era bisogno sicuramente, perché Santa Maria è una frazione grande con tanti abitanti, con tanti bambini, tante famiglie, quindi sicuramente finalmente, io sono 35 anni che abito ormai a Santa Maria, contavo di farci giocare le mie bimbe e adesso ho la nipote, giocherà a lei, quindi va bene comunque, ecco. Il pino della Carega resiste, ma le sue condizioni non sono buone. Dopo 4 sopralluoghi in periodi diversi, l'agrotecnico Vittorio Morchio ha consegnato al sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, da cui ha ricevuto l'incarico di monitoraggio della pianta, la relazione finale sul pino simbolo della mareggiata del 29-30 ottobre scorso, rimasto ancorato allo scoglio a pochi metri dove la strada per paraggi è crollata. Nel documento si legge che un distaccamento di parte dello scoglio ha scoperto una rilevante porzione di radice della pianta, danneggiandole. Tale situazione non permette un completo nutrimento al pino, il quale in questi mesi ha utilizzato tutte le sue riserve per tenersi in vita. Resta una piccola porzione di radice difficilmente ispezionabile, poiché è rivolta verso l'interno dello scoglio. Il periodo di siccità di questi mesi non ha aiutato la pianta, che presenta alcuni rami secchi e altri con alcuni germogli. Gli uffici comunali stanno valutando alcune possibili soluzioni indicate dalla relazione dell'agrotecnico per cercare di salvare la pianta. Sono iniziati questa mattina a Chiavari i lavori per la realizzazione di un nuovo canale delle acque piovane in via Ugolini, intervento totalmente a carico del comune. Riguarda il tratto compreso tra la fine della via in oggetto e piazza del Buono, punto in cui la nuova tubazione si innesterà con quella già esistente. L'intervento, per cui sono stati stanziati 55.000 euro, comprende la posa di nuovo condotto per una lunghezza totale di circa 140 metri e l'installazione lungo tutto il percorso di diverse griglie intermedie, vasche di decantazione e nuove caditoie. A Cogorno sono terminati i lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi in porfido nella piazza centrale di San Salvatore. Il progetto, stilato dall'architetto Sebastiano Rossello, ha visto la realizzazione di 12 rampe per una spesa complessiva di quasi 16.000 euro. Nella realizzazione è stata coinvolta la consulta dell'handicap del Tigullio, che ha permesso la creazione effettiva di un percorso senza ostacoli in piazza Aldomoro e in parte di via Divisione Coduri. 2 ciclisti, un ragazzo e una ragazza sui 35 anni, sono stati soccorsi sabato sera dai vigili del fuoco alle pendici del monte Aiona. Avventuratisi sulle pendici del monte a Borzonasca si sono trovati bloccati dalla neve ghiacciata al calar del buio. Hanno chiesto aiuto al 112. Subito è partita in soccorso la squadra di Chiavari e dalla sede centrale di Genova la squadra specialista dei SAF. I vigili hanno percorso con i mezzi il sentiero sterrato, innevato e ghiacciato che collega la casa della Forestale sul Monte Penna con il passo del Carighetto. Fermati i mezzi, hanno percorso a piedi ancora 1200 metri sul versante nord del Monte Aiona. La centrale operativa ha tenuto costantemente i contatti con i 2 ragazzi per rassicurarli e informarli dell'evoluzione del soccorso. Raggiunti, li hanno trovati infreddoliti ma in buone condizioni di salute e li hanno tratti in salvo. L'intervento si è concluso alle 4 del mattino. Ancora cronaca, 3 giovani, tutti con precedenti, sono stati denunciati dai carabinieri di Santa Margherita per guida in stato di ebbrezza. Le loro patenti sono state ritirate. Il fatto è avvenuto nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto delle cosiddette stragi del sabato sera. 23 veicoli senza revisione, 8 senza assicurazione. Sono i dati degli accertamenti stradali effettuati nelle ultime 2 settimane dalla Polizia Municipale a Santa Margherita Ligure. Dall'inizio dell'anno sono stati individuati 47 veicoli senza revisione periodica
e 13 in circolazione senza la copertura assicurativa. Una persona infine è stata sorpresa a guidare senza patente, il suo mezzo è stato fermato per 3 mesi. Sono stati diversi gli appuntamenti che a Chiavari hanno celebrato la giornata internazionale della donna. Una mostra, uno spettacolo teatrale, una conferenza dibattito e ultimo in ordine di tempo un concerto di voci femminili presso l'Auditorium San Francesco. Filo conduttore: essere donna, i diritti, il lavoro femminile e la parità tra passato, presente e futuro. Noi eravamo presenti. Una voce, una fisarmonica in canto delle donne. È stata la voce del mezzosoprano Sara Nastos, accompagnata da Laura Soracco al pianoforte, Greta Spada al flauto traverso e Giulio Fortunato alla fisarmonica, a chiudere la rassegna di eventi organizzata dal Comune di Chiavari in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Uno spettacolo teatrale domenica 10 marzo, una mostra multimediale allestita nel foyer dell'Auditorio San Francesco, passando per le testimonianze di donne che nella conferenza Donne in cammino, il percorso delle donne dalla Costituente passando per i movimenti fino al presente, hanno provato a tracciare la strada della conquista dei diritti civili, traguardando a quello che è oggi lo scenario in cui questi si inseriscono e si rinnovano. Siamo partite dal 68 e anche prima le nostre mamme nei tempi di guerra si sono date da fare e noi abbiamo dato una spallata a questo cammino che si è un po' rallentato, ma siamo sempre in cammino. Penso che le giovani e i giovani, forse i giovani più delle ragazze, abbiano bisogno di conoscere la loro storia, perché altrimenti è come le persone senza storia sono come quelle che si girano e dietro di te non lasciano alcuna ombra. Io credo che dalla cura si debba ripartire. Possiamo portare la cura nelle imprese, possiamo portare la cura nella politica, possiamo portare la cura nel nostro contesto e io sono certa che avremo un ruolo indispensabile ed essenziale. Se c'è possibilità di salvezza, no? Per il pianeta, io penso che passi proprio attraverso la donna, ma non solo perché appunto è nel limite ed è nella asimmetria dei rapporti umani, ma soprattutto perché porta in sé un principio universale che l'uomo ha più fatica a recuperare e la donna, come si diceva prima, lo porta in sé proprio perché è in linea diretta con la terra, con la vita, con la continuità, lo sa in una maniera immediata. Oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni doma. Torniamo in studio. In occasione del 25° anniversario dell'uccisione della giornalista Ilaria Alpi e del suo operatore Miran Hrovatin, il 20 marzo si terrà a Roma una cerimonia di commemorazione. Scuola secondaria di primo grado a Chiavari, intitolata a Ilaria Alpi, è stata invitata a partecipare alla celebrazione. L'istituto sarà rappresentato dalla dirigente Carla Lesino e da una delegazione di 18 studenti guidata da alcuni insegnanti. Riconoscendo valore all'iniziativa, il Comune ha deciso di farsi carico delle spese relative alla trasferta di Roma. Inoltre, lunedì 25 marzo, presso l'Auditorium San Francesco di Chiavari, si terrà un incontro pubblico dal titolo Ilaria Alpi, un esempio per crescere, riflessioni sul valore educativo di una scelta. Tra gli ospiti ci sarà anche Mariangela Gritta Greiner, già presidente dell'associazione Ilaria Alpi e parlamentare. Sarà anche l'occasione per visitare un'esposizione di elaborati realizzata dagli studenti della scuola allestita nel foyer dell'auditorium. Trasferta a Parigi per i responsabili dell'Accademia del Turismo di Lavagna in occasione del 50° anniversario dell'Associazione Mondiale Educazione e Formazione nei settori del turismo e dell'ospitalità. L'evento, che ha visto la partecipazione delle più importanti istituzioni scolastiche e formative del mondo, si è svolto dal 14 al 16 marzo al Palazzo dell'Assemblea Nazionale di Parigi, alla presenza di una rappresentanza del governo francese, di ministri del turismo provenienti da diversi paesi e dai rappresentanti mondiali di varie istituzioni e associazioni del settore. Per l'Accademia del Tigullio erano presenti tra gli altri l'amministratore unico Nicola Visconti e la direttrice Chiara Rosatelli. Si è trattato di un'occasione importante di confronto, di buone prassi, organizzazione e metodologia, ha spiegato quest'ultima, oltre che l'opportunità di incontri e contatti per promuovere occasioni di alternanza ed esperienze lavorative all'estero per i nostri studenti.
Cescot Confesercenti organizza a Sessi Levante una serie di corsi di formazione relativi all'aggiornamento della sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro secondo le normative in vigore. Le lezioni si svolgeranno nella sede cittadina di Confesercenti in via Olive di Stanghe da lunedì 25 marzo a mercoledì 15 maggio. La prenotazione ai corsi è obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni si può telefonare al numero 0185 48 07 55. Ora una notizia luttuosa: è mancato improvvisamente a Leivi Giovanni Brusco, uomo molto conosciuto in paese e nel circondario. La notte scorsa Brusco aveva accusato un malore che lo aveva spinto a chiedere l'aiuto dei sanitari. Giunti sul posto però non è stato possibile far altro che constatarne il decesso. 75 anni, papà e nonno, viveva solo dalla scomparsa avvenuta poco più di 8 anni fa della moglie Mariangela, insegnante. Dalla loro unione erano nati i figli Dino, Leone e Marco. Giovanni Brusco aveva per lungo tempo svolto attività come bancario presso un noto istituto di credito chiavarese. Adatto in pensione, si dedicava oltre alla famiglia alla fotografia. Si poteva incontrarlo spesso sul lungomare chiavarese e immortalare il panorama suggestivo soprattutto alle prime luci del tramonto. Negli ultimi tempi si stava dedicando anche alla riorganizzazione di alcune opere letterarie del fratello Francesco, noto e apprezzato poeta locale da tempo infermo. Giovanni ha raggiunto in cielo, oltre alla compagna di vita Mariangela, al papà, la mamma Luisa, il fratello Andrea. Lascia i figli con le rispettive consorti Angela e Francesca, i nipoti Virginia, Ascio e Iris, il fratello Francesco e i parenti tutti. I funerali avranno luogo domani alle 15 nella chiesa di San Rufino di Leivi. Ai familiari la vicinanza e il ricordo nella preghiera da parte di tutto lo staff di Teleradio Pace. E ora passiamo allo sport, precisamente al calcio. La Lega Pro ha appena il tempo di rientrare dalla trasferta di Alessandria. La Virtus Entella si appresta a una nuova importante trasferta sul campo della Pro Vercelli domani alle ore 20:30. I biancocelesti si preparano quindi al recupero della 7ª di campionato dall'alto della classifica, anche grazie al punto conquistato sabato ad Alessandria al termine della gara finita 0-0. E passiamo ora alla Serie D, un pareggio e una vittoria per le Tigulline del Girone A. La Lavagnese ha battuto a Riboli il Borgossese a calcio 2-1. Avversari in vantaggio al terzo del primo tempo con Ravasi, sono stati raggiunti al 10° grazie alla rete di Basso. Il raddoppio al 50° porta la firma di Gianmarco Basso. I bianconeri che conquistano 3 punti e salgono a 35. Pareggio esterno per il Sessi sul campo del Borgaro Nobis, 1-1 il finale, con i padroni di casa in vantaggio al 10° del primo tempo grazie a Pinelli. Corsari hanno pareggiato al 21° del secondo tempo con Mautone e sono portati a 34 punti in classifica. Passiamo alla pallanuoto. In Serie A2 maschile il Camogli ha battuto 10-9 il Lavagna 90, una gara combattuta da entrambe le parti, con il risultato incerto fino alla fine. Classifica il Camogli è primo a 33 punti, i bianconeri restano a 27. La sintesi nel servizio che segue. Un derby avvincente, vinto dai padroni di casa dopo una gara sempre in bilico, merito delle squadre scese in vasca. Da una parte il Camogli, più cinico e bravo a gestire l'azione, dall'altra il Lavagna 90, capace di 2 rimonte, sconfitto dai dettagli. Anche se siamo andati un po' in svantaggio, abbiamo avuto la forza di tornare in partita, che è una cosa che ti dimostra che hai carattere, che hai qualità. Quindi testa alla prossima partita, abbiamo la Crociera fuori casa e poi ancora dopo abbiamo il Torino a Lavagna. Sono entrambe partite tipo questa, difficili, con risultato non scontato, e lavoreremo per fare il meglio ogni singola partita. Quasi un assaggio di play-off, anche se naturalmente il cammino è ancora lungo. Il risultato di sabato, 10-9 alla sirena finale, consente al Camogli di mantenere la vetta della classifica di A2. Questo sinceramente me l'aspettavo, perché una partita con il Lavagna finita tanti a pochi non è quasi mai successo. Sono sempre partite molto combattute, comunque un avversario di livello, e ce l'aspettavamo che fosse una partita in cui ci dovevamo battere colpo su colpo. Abbiamo avuto la meglio, siamo stati più freddi e più cinici e alla fine questo ci ha pagato, ecco. Da segnalare la grande presenza di pubblico sugli spalti. L'entusiasmo a Camogli sta tornando. La squadra ha già battuto compagini del calibro di Bologna e Torino e gli atleti continuano a dare il massimo. Per i ragazzi è il premio del lavoro fatto durante la settimana.
coronato dai tifosi, da questa splendida piscina che piano piano si riempie sempre di più perché l'entusiasmo a Camogli sta salendo, è veramente un bel premio. I bimbi del piccolo coro degli Emiliani di Rapallo sono stati ospiti del Teatro Antonio Belloni di Barlassina, nella provincia di Monza Brianza, conosciuto per essere il teatro d'opera più piccolo del mondo. La giornata si è conclusa con un concerto che ha visto alternarsi sul palco i bambini rapallesi, il piccolo coro del Teatro Antonio Belloni, il coro Lecicale di Tiene e Giulia Murrai, che allo scorso Zecchino d'Oro ha cantato Meraviglioso, il brano che ha dato il titolo a questa manifestazione. Il piccolo coro del Teatro Antonio Belloni sarà ospite a Rapallo nel mese di maggio. Andrea Maucci, infine, il direttore del piccolo coro Emiliani di Rapallo, è reduce dall'esperienza di giurato nella commissione mista che ha selezionato i brani del 62esimo Zecchino d'Oro. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. La vediamo insieme. Appuntamenti in agenda per martedì 19 marzo. Il Museo Scientifico Leonardini Sanguinetti sarà aperto alle visite dalle 9 alle 12. Nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari sono esposti più di 300 apparecchi datati intorno ai primi dell'Ottocento. L'Accademia Culturale di Rapallo propone un incontro con l'architetto Piero Neto sul tema Acropoli di Atene Monumenti. L'inizia alle 16 nella sede di Villa Quairolo. Nell'ambito del 14° corso di cultura genovese, alle 16:30 alla Sala Livellare in via Rivarola a Chiavari si terrà un incontro sul tema La promozione turistica a Chiavari dal 1929 al 1990 negli archivi dell'azienda autonoma di soggiorno. Interverrà Simona Bo. Per le mostre, sino al 22 marzo, alla Sala Berto Ferrari in via Inferiore Angelo Vaglio 1 a Bogliasco, sarà allestita la mostra Dalla parte dei buoni, la vita e le opere di Renzo Calegari. Orario il martedì dalle 11 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30. Sino al 31 maggio, invece, al Centro Culturale Museo dei Fieschi in piazza Innocenzo IV a San Salvatore di Cogorno sarà visitabile l'esposizione Emanuele Luzzati, disegni, oggetti e multipli teatrali. L'orario di visita dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30. Con la scheda degli appuntamenti termina il giornale. Il prossimo appuntamento è per domani, Tigullio oggi alle 12:45. Vi ricordo, questa sera in diretta, direttamente su, dalle 21:10, si parlerà di turismo con l'assessore regionale appunto al turismo presente qui in studio a Chiavari. Grazie per la vostra cortese attenzione e una buona serata a tutti. Arrivederci.